Buongiorno, si avvicini al tavolo, in piedi a voce alta, deve leggere in piedi un momento, si deve alzare in piedi. Sì. In piedi? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi pure. Lei si chiama Pasqualina Giallongo? Sì. Prego, pubblico ministero, silenzio. Signora Giallongo, buongiorno. Buongiorno. Lei che lavoro svolge? Io faccio l'assistente sociale presso l'ufficio di pronto intervento del Comune di Milano. Lei in questo suo ruolo ha avuto modo di occuparsi della minore Elma Rucca-Rima? Sì. Vuole specificare in che senso, cioè quali attività ha svolto e quanti incontri ha avuto con la stessa? Poi parleremo dei contenuti degli incontri, eventualmente. Allora, dunque, non so se conoscete questo servizio che si occupa di emergenza nel territorio di Milano. E durante le ore di ufficio può capitare che magari noi abbiamo dei turni da rispettare, dei turni, e quindi chi è di turno raccoglie tutte le segnalazioni da parte delle forze dell'ordine o della magistratura. In quel giorno lì, il 7 di giugno, era più o meno ora di pausa pranzo. Di che anno, signora? Di che anno? 2010. 2010. E all'ora di pausa pranzo le mie colleghe di turno erano andate via a mangiare e quindi, siccome mi sono soffermata un po' di più in ufficio, quando la segretaria mi ha detto c'è una segnalazione della polizia, allora l'ho presa io perché mi sembrava non corretto non prenderla. Quindi quando poi il poliziotto, il sovrintendente, mi ha spiegato com'era la situazione, siccome trattasi di una ragazza quasi diciottenne, noi abbiamo stabilito così come Comune di Milano che tutti i collocamenti in comunità devono comunque essere autorizzati dal responsabile del servizio. Per cui mi sono messa in contatto col mio responsabile, che è il dottor Turetti, che mi ha dato l'autorizzazione per il collocamento. Nel frattempo io ho sentito questa ragazza perché parlava dietro il poliziotto dicendo che voleva una comunità a Milano perché lei faceva dei lavori. E allora ho voluto parlare direttamente con lei, la quale mi ha detto che lavorava a Mediaset 4 volte alla settimana e che poi lavorava anche di giorno in un bar di Milano, in zona Corso Buenos Aires. Quindi poi la collega di turno ci siamo messi insieme e abbiamo trovato questo posto che è in Corso Garibaldi, che noi conoscevamo in precedenza perché altre volte avevamo collocato delle ragazze. Quindi in questa la comunità, struttura. questo Sì. posto sarebbe la comunità. Sì, la comunità. Vi erano delle disposizioni dell'autorità competente per il Sì, collocamento? ce l'ha comunicato il poliziotto, ci ha detto che su disposizione della Gravagnola doveva essere collocato. Ecco, la Gravagnola chi è? È il pubblico ministero dei minori. Perfetto. Dovevamo collocarla necessariamente in comunità. Quindi vi era una disposizione del pubblico ministero minorile. Sì. Bene, lei ha detto che ha parlato per telefono brevemente con la Ruby, Con la ragazza, con la ragazza. Le ho chiesto quali erano le sue esigenze, gli ho detto guarda, vediamo, è difficile trovare una comunità che ti dia anche degli ampi spazi di movimento, perché le nostre comunità sono educative, non sono così libere. L'avete individuata poi la comunità? Sì, subito ci siamo focalizzati. Che era l'Agis l'Agis di Corso Garibaldi. Di Corso Garibaldi. Bene, ha avuto modo poi di incontrare, parlare direttamente con la minore Elma Rucca-Rima? Allora, l'abbiamo vista insieme alla mia collega che era di turno, il giorno quando è arrivata la segnalazione, l'abbiamo vista il giorno successivo e praticamente c'era anche presente la suora della comunità che l'ha accompagnata presso il nostro ufficio. E lì ha incominciato a narrare tutta la sua storia. Il contratto che io faccio con gli adolescenti, in genere, come mio metodo di lavoro, è quello: senti, è inutile che vieni qua a raccontarci bugie, perché la stragrande maggioranza lo fanno, cerchiamo di essere chiari perché le bugie non ti aiutano e non ci aiutano ad aiutarti.
Quindi è stato impostato un po' sulla chiarezza il colloquio, io preferisco parlare così con gli adolescenti, quindi Molto bene. un contratto molto chiaro. Questa è l'impostazione. Che cosa vi disse in questo primo colloquio che collochiamo al giorno successivo rispetto alla collocazione in comunità, che è il 7 giugno 2010, Sì, corretto? esatto. Cosa vi disse la ragazza? Allora, abbiamo incominciato a raccogliere tutti i dati che riguardavano la composizione della sua famiglia, perché siccome lei incominciava a raccontare un po' i fatti così, disordinatamente, insomma, in maniera disordinata, allora abbiamo detto, senti, andiamo per gradi, e in maniera tale che possiamo fare la ricostruzione della tua storia. E allora ha raccontato un po' la sua anamnesi, ha raccontato che aveva rotto con la sua famiglia da quando aveva 13 anni, che aveva vissuto qualche volta in comunità, ma anche era scappata dalle comunità, che aveva vissuto a Taormina, che aveva lavorato a Taormina. Io ho chiesto, ma come facevi a lavorare visto che eri minorenne? E praticamente aveva delle conoscenze a Taormina, gente che la faceva lavorare come commessa, credo, come qualcosa così. Poi gli ho spiegato, gli ho detto come mai sei finita a Milano. E lei racconta di aver partecipato a diversi concorsi di bellezza in Sicilia e anche in Calabria, che aveva conosciuto alcuni personaggi famosi che... Chi? Fede. E che le aveva anche detto, se vieni su a Milano ti daremo una mano di aiuto per entrare nel mondo della televisione. E quindi lei è venuta a Milano e praticamente ha contattato queste persone. Che sono queste persone? Prima Fede e poi Lele Mora. Sì, è Lele Mora, sì. Poi arriviamo. Seguiamo il filo del racconto dell'8 giugno, siamo all'8 giugno, Sì. il giorno successivo. Aggiunse altro circa la sua vita a Milano? Sì, ha aggiunto che aveva vissuto con la Pasquino, che praticamente poi aveva conosciuto, che aveva frequentato Arcore, e che più volte si era recata ad Arcore, indicata... Come Arcore è un comune, sì, cerchiamo di chiarire un attimino se specificò. A casa di Silvio Berlusconi. Quindi a casa di Silvio Berlusconi. Dove avevano cenato a base di cibi con i colori della bandiera italiana. I telefoni cellulari devono essere addirittura spenti, non basterebbe neanche la modalità silenziosa. È la terza volta che squilla il cellulare in aula. Prego, pubblico ministero. Grazie. E quindi parlò di queste sue frequentazioni della villa dell'ex Presidente del Consiglio, dell'odierno imputato Silvio Berlusconi in Arcore, e parlò di queste scene. Specificò altro in questo primo incontro, siccome so che ne ha avuti tanti, andiamo per ordine. Allora, nel primo incontro lei ha specificato di essere stata invitata ad Arcore, che ha partecipato a queste cene, che praticamente l'ex presidente l'aveva chiamata in una stanza a parte nello studio, che gli ha fatto un po' di complimenti e gli ha regalato, cioè gli ha dato un regalo con una busta che ha chiesto di aprire quando era in macchina. E in questa busta c'erano dei soldi. Allora, signora Giallongo, non dottoressa. Dottoressa Giallongo, lo dicevo per chiamarla col giusto titolo. Dottoressa Giallongo, mi scusi. Lei ha partecipato anche a un interrogatorio di Ruby? Ho partecipato a 3 interrogatori di Ruby. Perfetto, a 3 interrogatori, a 3 escussioni testimoniali. E con la Procura della Repubblica di Milano? Sì. In persona? Dottor Forno. Del dottor Forno. Allora, manteniamo distinto, la prego, il ricordo delle dichiarazioni che Ruby fa, lo dico per correttezza veramente, nell'ambito di questi verbali, resi al signor Procuratore Aggiunto Forno, rispetto ai colloqui diretti, informali, nel senso migliore del termine, che ha avuto con lei. Quindi mettiamo questo spartiacque netto nella sua memoria, la prego.
Quindi torniamo al primo colloquio, perché lei ovviamente non può riferire sulle dichiarazioni che la minore ha reso a Forno, al dottor Forno in quella sede, è evidente. Allora mettiamo questo spartiacque. Quello che le disse nel primo incontro, lei conferma che sono queste cose che le ho allora detto. viene ricevuta da Silvio Berlusconi in questa stanza e che cosa le fa? Cosa succede? Ad Arcore? Ad Arcore, in questo studio dove lui gli consegna un regalo che era un gioiello e una busta che, per la quale le ha chiesto di aprirla quando nella macchina, in macchina quando lei andava a casa. Cosa che ha fatto la ragazza, Sì, ve lo riferite? sì. E cosa conteneva questa busta? Contenevano dei soldi, Le disse quanto? Grosso più o modo? meno dai 4 ai 5.000 euro, non ricordo esattamente, ma erano più o meno Spiegò la ragione di questo regalo? No, No. Vi disse se, le disse, vi disse perché eravate più persone, se in quell'occasione erano intervenute proposte di qualsiasi genere nei suoi confronti? No. Ho detto di qualsiasi genere? No. No. Perfetto. Andiamo avanti. Contenuti del primo colloquio, contenuti Allora, dialogici del primo sì, colloquio. i contenuti erano che comunque eravamo lì un pochino perplessi, comunque poi ha spiegato che praticamente gli era stato regalato un vestito da sera, non so da chi, comunque lei si era preparata per andare in questo posto con un abito da sera che gli era stato regalato credo dal Berlusconi, e che comunque lei era stata presa dalla scorta e accompagnata in questo posto qua. Perfetto. Senta, le disse come era arrivata presso Villa San Martino di Arcore la prima volta, cioè come era arrivata? Con la scorta. Accompagnata da chi, visto che la scorta non ce l'ha chiunque? Lei sa da chi? Lei ha parlato scorta. Ma chi fu il tramite? Ci fu un tramite, anzi, per l'introduzione ad Arcore, perché uno non è che si presenta a casa di Berlusconi così. Chi la introdusse, la presentò? Se c'è qualcuno. Allora, questo non me lo ricordo, se ci fu una persona che la introdusse ad Arcore, però sicuramente lei aveva conosciuto Fede e quindi presumo che sia Fede. Andiamo avanti, dottoressa Gianlongo, con i racconti del primo incontro. Poi disse altro la minore? No, abbiamo un po' raccontato tutte queste cose e poi dopo ci siamo ridetti che comunque noi abbiamo specificato alla ragazza che quel colloquio non sarebbe finito così, che avevamo l'obbligo della segnalazione e che quindi avremmo informato l'autorità giudiziaria competente perché noi l'abbiamo trattata come una minore straniera non accompagnata, perché la famiglia era in Sicilia e quindi lei si trovava in territorio di Milano in situazione di abbandono. Dottoressa, la ragazza vi risultava minorenne perché vi era stato ovviamente detto, Sì, ma sì. la ragazza fece riferimento, la ragazza intendo Elma Ruccarima intesa Rubi, fece riferimento comunque alla sua età? Sì, abbiamo parlato della sua età. E lei si dichiarò minore? Sì. La ragazza fece riferimento anche alla sua nazionalità? Sì, tutto. E che cosa disse? Che era marocchina. Che era marocchina. Fece mai riferimento la ragazza in questo colloquio con eventuali parentele, legami, parentele, a parte il padre e la madre, i fratellini, sorelline e fratelli, mi sembra? No. No. Andiamo avanti. È finito questo primo colloquio o disse altre cose? Sì. Ha avuto No, modo più o meno di... queste cose che... Ha avuto modo di incontrarla ancora? Allora, poi lei è stata collocata lì in questa comunità e praticamente avevamo rapporti quotidiani con i responsabili della struttura perché ci segnalavano un po' che lei non rispettava le regole, però si era stato fatto un contratto anche molto chiaro con la Rubi e anche, io la chiamo Rubi per semplificare, penso che Karima, soprattutto la chiamavo Karima io comunque. In questo caso la chiamo Rubi per semplificare. Allora, il contratto era, lei aveva chiesto di rientrare entro mezzanotte e questa cosa fu riportata anche ai responsabili della comunità che la minore sarebbe rientrata entro mezzanotte perché aveva questo lavoro, aveva anche un giro di amicizie che la potevano, che lei aveva sostenuto anche di lavorare in zona, in Corso Como, come in un bar. E quindi lei diceva i bar funzionano tardi e quindi fino a tardi e quindi rientro.
Quindi vi incontrate poi di persona? Vi Prego? incontrate di persona? Con Ruby, la seconda volta Allora, è di persona? Allora sì, bene, le spiego. Praticamente Tribunale. rimane una settimana, nel frattempo noi avevamo questi contatti con la comunità e la comunità ci aveva chiesto di spostare la ragazza perché non si attenevano alle regole e poi sicuramente era una tipologia di casistica completamente diversa da quella che trattiamo noi, perché lei vestiva elegante, ostentava borse firmate, gioielli. Le nostre ragazze sono ragazze che hanno delle storie di deprivazione, per cui e allora loro ci hanno chiesto di trasferirla. Noi abbiamo chiesto alla responsabile della comunità di aspettare lunedì successivo per darci la possibilità di individuare una comunità in Milano che potesse soddisfare un po' le sue richieste. Però nel frattempo lei non si è tenuta al rientro della serata, per cui era l'1:20, la suora è rimasta in piedi fino all'1:20 e quindi non l'hanno più accolta. Quando lei non è stata più accolta, sempre io mi fermo più dell'orario previsto, era l'1:45, stavo scendendo per pausa pranzo e me la sono trovata davanti. Come arrivò da lei presso l'ufficio? Con un taxi. Siamo, la data se la ricorda, Non me lo dottoressa? ricordo. Circa una settimana dopo. Perfetto, quindi non c'è bisogno di ricordarle niente, andiamo avanti. E praticamente lei mi ha detto, mi ha chiesto la motivazione perché non la volevano più le suore. E io gli ho detto, guarda che tu non rispetti gli orari, le ragazze hanno una storia completamente diversa di quello che racconti tu, per cui noi dobbiamo trovare una soluzione. Sapevamo che comunque la magistratura obbligava un collocamento in comunità della ragazza. Al che gli ho detto, siccome lei affermava, e aveva affermato prima, ma l'ha affermato anche in quel contesto, che c'erano delle persone adulte che si volevano fare carico di lei. Allora io le ho detto, falle venire, ne parliamo, vediamo un pochino come possiamo sistemarti, cerchiamo di farlo nel miglior dei modi. E allora io gli ho dato un appuntamento il 16 di giugno, questo me lo ricordo che era un mercoledì, alla Minetti, che non sapevo chi fosse. E chi gliene parlò quindi? Io ho parlato con la Ruby, perché la Ruby mi ha detto, io conosco questa persona che si potrebbe far carico di me, e allora gli ho detto falla venire qua. Io non sapevo chi fosse la Minetti, perché non seguo tutte le cose. Quindi falla venire da me. Nel frattempo io sono andata a mangiare, torno e trovo il tassista, proprio per dirla chiaramente, che chiedeva a noi il rimborso di 40 euro, che erano i 40 euro della corsa. Dopodiché gli abbiamo detto che avremmo sentito la ragazza per il collocamento in comunità, perché lei ci avrebbe contattato per essere ricollocata, e io ho detto faremo in modo di darle il suo cellulare in maniera tale che vi potete mettere d'accordo e lei può chiedere il rimborso delle spese. Non abbiamo capito il soggetto. Il tassista. Grazie avvocato, ma Dopodiché la testi direttamente. Subito dopo, mentre c'era questa baraonda all'ingresso dell'ufficio, mi chiama la segretaria, prende la telefonata e mi dice guarda che c'è una persona che un certo Mora, non capisco. Quando, dottoressa Giallongo? Prego? Rispetto a questo incontro abbiamo detto il tassista quando? In sequenza subito dopo o un giorno diverso? Subito dopo. Lei ha avuto il tempo di arrivare agli uffici delle More e l'Elle-More ha chiamato da noi. Benissimo. E dicendo che lui voleva aiutare questa ragazza, che sapeva di questo appuntamento del 16 e che voleva venire lui al colloquio. Però mi ha detto spostiamolo questo appuntamento perché praticamente io domani devo andare a Sanremo per il festival e quindi io potrei più avanti. Quindi
questo signore che si qualificò come Lele Mora era a conoscenza dell'appuntamento che lei invece aveva preso con la Minetti? Sì. Perfetto. Invece voleva parteciparvi lui, mi pare di capire. Poi lui si è reso disponibile ad un affido Però della aveva ragazza. un impegno che era questo festival di Sì, Sanremo. e poi l'abbiamo fissato successivamente questo Benissimo. incontro. Le lasciò un recapito questo signore? Sì, Perfetto. Un recapito telefonico? telefonico. Però poi ha richiamato lui Sì? perché nel frattempo io in quel periodo ero impegnata con la direzione per altri casi e quindi gli ho detto eventualmente l'appuntamento lo facciamo in Largo Treves dove c'è anche la direzione nostra del settore servizi sociali. Benissimo. E quindi puntualmente si è presentato e ha dato la sua disponibilità a prendersi in affido familiare la ragazza. Gli abbiamo spiegato come funziona la legge sull'affido in Italia, gli abbiamo consigliato, perché noi le informazioni le diamo a tutti, non facciamo nessuna distinzione, quali erano le procedure da adottare. E quindi loro si sono mossi così. Ecco, ma a lei in quel momento risultava a chi fosse, a parte la comunità, no? Lei era stata collocata in una comunità, risultava se esisteva un affidamento formale a qualcuno pregresso rispetto al collocamento in comunità? E Lele Mora non le esibì documenti o atti? No, in quel contesto Lele Mora ha consegnato a noi un verbale dove c'era la firma che era stata affidata il 27 di maggio alla Minetti. Quindi Lele Mora aveva questo verbale? Sì. Era in possesso, sì, ce l'ha data in fotocopia. Sì. E ve lo esibì? Sì. Ma ve lo consegnò anche? Sì. Cioè lei quindi ha Sì, copia di io l'ho questo mandato verbale? anche in tribunale. Per la precisione il verbale era del 28 maggio 2010, ma è un particolare. Andiamo avanti. Quindi Lele Mora aveva questo verbale, ve lo consegna, da cui risulta che la minore era stata affidata a questa Signora Minetti che non conoscevo, io non sapevo chi fosse. Allora, Lele Mora disse qualcos'altro dei suoi In rapporti quel con la contesto minore? noi abbiamo consegnato al Mora una convocazione della questura. La ragazza era stata convocata dall'anticrimine per un colloquio. Io non sapevo neanche i contenuti del colloquio. Gliel'abbiamo dato lui per consegnarlo alla ragazza, visto che anche lei stessa non aveva detto dove si trovasse in quel periodo, insomma. In quel momento? In quel momento che non era collocata in comunità, non è che ci ha dato delle notizie certe. Ma al di là della volontà di ricevere in affido la minore, Lele Mora vantava qualche collegamento formale con la ragazza, qualche affidamento formale? Ha detto che era una povera disgraziata e che voleva aiutarla, ecco. Perfetto. Una povera ragazza che volevano aiutarla perché la famiglia l'aveva abbandonata, aveva avuto problemi con la famiglia. Le di disse origine. Mora se la ragazza aveva avuto rapporti, la ragazza Emma Ruccarima, intesa Rubi, aveva avuto rapporti di lavoro con lui, con la sua nota agenzia? Lui ha affermato questo, che praticamente lui ha cercato di aiutarla e la ragazza gli aveva dato delle false generalità rispetto alla data di nascita, ma che praticamente lui l'aveva chiamato più volte, ma lei non si era mai presentata alle convocazioni. Sì, è esattamente quello che le avrei chiesto nella successiva domanda, e lei puntualmente... Convocazioni per lavoro, insomma. Sì, per lavoro. Ha anticipato, E una cosa voglio dire, che quando lei ci ha detto che lavorava per Chiambretti Night, Sì. noi eravamo, io e la mia collega, ci siamo chieste come mai tu minorenne lavori in queste trasmissioni, e lei ci ha detto che la mamma, lei aveva un ottimo rapporto con questa mamma, Sì. che in una delle volte che era venuta a trovarla aveva firmato una specie di tutela. Benissimo. Stavo dicendo, dottoressa, per la precisione, ma è una sfumatura, poi il Tribunale valuterà, lei nel verbale del 27 novembre 2010 aveva detto che la ragazza, che Mora le aveva riferito che la ragazza alla sua agenzia aveva dichiarato 21 anni. Sì, più o meno sì. Cioè comunque Ok. il concetto è che aveva detto Sì. di essere maggiorenne in ogni caso. Va bene. E andiamo avanti. Quindi c'è questo bell'incontro con Lele Mora
io le domando, Mora in quell'occasione le parlò di Emilio Fede? Venne fuori il discorso di Fede? Non lo ricordo esattamente. Non lo ricordo. Andiamo avanti. Poi? Cosa Dunque, succede? È la domanda. Come si evolve il dialogo e che cosa succede? siamo alla fine cioè siamo intorno al 21 di giugno. Il 22 ci doveva essere la convocazione presso la Questura di Milano, lei non si è presentato, cioè si sono messi d'accordo con la Questura, l'avvocato Giuliante, dicendo che avrebbe accompagnato lui la ragazza, e invece Chi era questo avvocato? Giuliante Sì, ma al di là del cognome, che rapporto si è presentato come l'avvocato della famiglia Mora. Ah, perfetto. Dove? In Questura? In Questura. Benissimo. E quindi l'incontro è stato fatto il 23. Il 23 abbiamo ricevuto la telefonata della Ceccarelli, dell'ispettrice Ceccarelli, la quale ci ha detto: per ordine della procura minori voi dovete collocare la minore in una comunità fuori Milano. E quindi ci siamo attivati a reperire un'altra comunità. Fra l'altro la Ruby Karima è stata collocata anche in altre comunità dopo quella. Ha fatto un collocamento presso i Padri Somaschi in piazza 25 aprile, dove si è fermata 4-5 giorni, poi anche loro hanno detto che non la volevano. Poi, siccome non avevamo proprio, abbiamo chiamato il mondo per prenderla, non avevamo altre possibilità, per cui l'abbiamo collocata per 2 giorni in concomitanza a questa richiesta della procura, in una comunità per mamme con bambini, insomma, perché non in una comunità? Mamme con bambini. Mamme con bambini, perfetto. Perché era l'unica struttura che in quel momento si era resa disponibile ad accoglierla. Avevamo chiamato tutte le strutture convenzionate col Comune di Milano che potessero accogliere la ragazza, cioè quella fascia di età. Dopodiché da lì è stata spostata a Genova. Alla comunità di Genova. Vi siete ancora viste prima della comunità di Genova, del collocamento a Genova, e naturalmente tenendo presente sempre lo spartiacque dell'interrogatorio del 2 luglio, mi sembra, il primo. Io l'ho vista il 2 luglio, dove in quella circostanza lei è arrivata e lì si è fatta trovare la figlia dell'Ele Mora. E racconti questo episodio al tribunale. No, io cioè io sono stata, l'ho conosciuta, mi sono presentata molto civilmente e basta. Poi dopo l'udienza che ha fatto col dottor Forno, sono venuti presso il mio ufficio e gli hanno detto a lei le hanno raccomandato di comportarsi bene, di non scappare dalla comunità e basta. Poi lei è andata a Genova accompagnata dall'educatrice del pronto intervento e loro sono andati via. Gli hanno portato dell'abbigliamento, delle cose che le servivano, perché lei faceva delle richieste. Lei il 27 novembre 2010, sentita dalla PG della sezione della Procura della Repubblica di Milano, sentita dalla PG ho detto, infatti, no, ma non ho detto dalla sede, ho detto Non sentita. parlate tra di voi, per piacere. Ha ragione Presidente, le chiedo scusa, ha ragione. Andiamo al punto. Lei ha dichiarato finché, dunque, ricordo che gli educatori si lamentarono più volte del comportamento di Karima con me e con la Torelli, finché il giorno 29 giugno, nel pomeriggio, Karima si presentò presso questo pronto intervento accompagnato da un'educatrice della comunità Segnavia. 29? Giugno. Può essere. 28 giugno, sì, Può sì. essere. Mi pare di ricordare che mi fu detto dagli educatori di questa comunità che Karima avesse utilizzato il cellulare di altre ospiti della comunità stessa per contattare qualcuno al fine di procurarsi un cellulare. Arrivo al punto. Sì. Ricordo comunque che poco dopo l'arrivo di Karima salì in ufficio la signora Diana Mora, figlia di Lele. Questa cercava di convincere la minore a seguire le indicazioni dei servizi, intanto che lei stessa, tramite l'avvocato, cercava di ottenere l'affido. Quindi lei colloca prima questo incontro. E poi dopo c'è stato quell'incontro del 2. Lei, dopo averci riflettuto, naturalmente, ricorda se i fatti sono questi che le ho letto? Sì, ha ragione. Quindi Diana Mora venne presso la vostra struttura insieme a Karima. Sì. Ma vorrei capire una cosa, e Diana Mora specificò vi disse le ragioni per le quali voleva ottenere l'affido di questa quasi 18enne? Perché come famiglia si erano prese a cuore la situazione della ragazza.
Non disse altro? No. Non disse altro. Quindi la ragazza poi è stata collocata a Genova, Sì, presso la comunità Kinderheim. Kinderheim di Genova. E poi arriviamo al 2 luglio, giusto dottoressa, quando lei sente la minore col dottor Forno. Sì. Perfetto. Senta, lei ha avuto modo quindi di vedere Karima insieme a Diana Mora? Sì. Poi c'erano stati altri episodi dopo, lei era scappata, poi era stata accompagnata dal Giuliante in comunità. Allora, le avrei chiesto erano dopo, comunque delle informazioni. L'introduca adesso, gliel'avrei chiesto dopo, l'introduca adesso, così segue il suo filo. Praticamente la ragazza più volte ha tentato di scappare dalla comunità, lì le fughe sono state tantissime. E che quindi comunque la comunità segnalava il pronto intervento. Fra l'altro noi avevamo anche un decreto di affido della minore al Comune di Milano con un provvedimento del 30 di giugno. E io avevo anche preso a suo tempo i contatti con il servizio, che poi non è un servizio sociale, del Comune di Letojanni. Avevo parlato con il responsabile amministrativo per il pagamento della retta e poi con una collega assistente sociale che avrebbe dovuto fare l'indagine sociale richiesta dal Tribunale. E quindi, ritornando alle fughe, lei entrava, usciva dalla comunità, poi c'è stata una fuga in cui lei è arrivata a Milano ed è stata poi riaccompagnata dall'avvocato Giuliante in comunità. Questi fatti come li sa lei, dottoressa? Attraverso la comunità. Attraverso la comunità Kinderheim, quella di Genova, quindi li apprende da lei. Però la minore lei non l'ha più incontrata da quel momento, salvo l'interrogatorio, naturalmente. No. Perfetto. Senta, facciamo un passo indietro, torniamo alla descrizione della vita di Ruby a Milano. Lei ha mai avuto modo di parlare con la minore su eventuali attività di prostituzione dalla stessa svolta? Non ha mai accennato di attività. Quindi Ruby non ha mai parlato di attività di prostituzione. No. Sa se qualcuno le ha comunque proposto di avere rapporti sessuali a pagamento, al di là del fatto che lei abbia accettato o meno? Cioè la minore glielo disse? Ha accennato qualcosa, ma non ha accennato chi. Ma ha specificato? Su episodi così che accadevano, cioè sulle ragazze, su litigi con le ragazze che... Non specificò il contesto in cui ciò avvenne? No. Senta, lei sa se la minore è venuta alle mani con la sua coinquilina? Sì. Lei sa. Sì. Ma la ragazza, cioè Karima, le specificò per quale ragione si trovava in quell'appartamento dove fu picchiata il 5 giugno 2010? Perché non aveva dove andare e quindi questa persona che aveva conosciuto attraverso altri amici. Lei, vedendo l'affidamento formale di Ruby alla Minetti, chiese poi a Ruby come mai si trovasse in un domicilio diverso da quello della formale affidataria? No, questo no. Non l'ha chiesto. Senta... A me interessava tutelarla. Sì, questo è sicuro, dottoressa, assolutamente, questo penso nessuno ne mette in dubbio. Bene, mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego, la parola alle difese. Sì, sono 15, Presidente. Facciamo l'interruzione? No, terminiamo il controesame della testa e poi facciamo l'interruzione. Sì, Presidente, noi continueremo l'esame, però vogliamo che resti a verbale che siamo in udienza delle 9:30, che abbiamo già chiesto prima di poter fare un'interruzione e che il Tribunale non ci consente di interrompere a un'ora che riteniamo decorosa. Cosa? È tutto registrato. Sì, difatti, ma lo facciamo proprio perché rimanga registrato, altrimenti sappiamo perfettamente che il Tribunale rimane della sua opinione, ma anche noi rimaniamo della nostra. Sì. Cioè, ritenendo che è orario incongruo e che non ci si possa consentire una sospensione decorosa per questi difensori. Cominci tu? Sì, comincio io con il consenso del Presidente, ovviamente. Come preferite, nell'ordine che preferite. Grazie, meno male. Senta, ho fatto una premessa. Il signor Pubblico Ministero qui in udienza l'ha richiamata a non confondere i ricordi di una presenza durante gli interrogatori resi e le dichiarazioni che le sono state fatte invece autonomamente. C'è un problema che riguarda
una contestazione al contrario, perché noi abbiamo sommarie informazioni testimoniali uniche del 27/11/2010. In queste sommarie informazioni testimoniali per la verità non c'è nulla di quanto la testa ha riferito circa quanto le avrebbe riferito la signorina El Marouk, tranne una... Vale la stessa, mi oppongo, scusi avvocato se la interrompo, la stessa considerazione se le è stata fatta la domanda. No, c'è la relazione, sì. Allora, veda, signor Presidente, qui noi per ricordo della teste le chiediamo per intanto se aveva fatto una relazione di un colloquio che era stato fatto insieme alla collega Torelli. Sì. Ecco. E allora se questa relazione è una relazione datata 18/6/2010. Sì. Benissimo. Adesso io, con il consenso sempre del Presidente, io farei vedere la relazione per che la riconosca eventualmente. La riconosco, non c'è bisogno, No, l'ho vista là. L'ha vista là. Sì. Quale documento? È una relazione No, fatta... il suo sì, ma in relazione a quelli, capire se è acquisito in atti, se è un documento che mostra oggi. Non... No, un documento che è nel faldone. Vediamo subito questo. No, sì, infatti stiamo arrivando a questo. Se chiediamo il consenso al pubblico ministero, ora noi non ci ricordiamo esattamente nella pletora degli atti che ci sono, chiediamo scusa se è stato già depositato, ma chiediamo con il consenso del pubblico ministero a depositare questo documento di cui adesso diamo le indicazioni precise della collocazione nel fascicolo del pubblico ministero. Si tratta della relazione a firma Giallongo e Turetti alla Procura di Minori 2010 su affidamento Rubi, è il faldone quarto, pagina... Sì, perché c'è prima parte qui. Pagina 40-659. Che è comprensiva, c'è una lettera di trasmissione, ma la relazione è quella. Le nostre relazioni devono essere accompagnate da una lettera di trasmissione a firma del direttore di settore. C'è la lettera di trasmissione a doppia firma sua e Sì, del dottor noi Turetti, stiliamo la relazione e poi comunque viene controfirmata dal direttore di settore. Poterla, con il consenso del pubblico ministero, cioè il consenso, Il PM presti il consenso? Sì, assolutamente. Adesso le estrapoleremo, le faremo. Non è questo il punto. Perché in questa relazione, come potrà vedere il Tribunale, perché adesso la diamo in visione, non c'è nulla di quanto ha riferito la Teste nell'esame fatto dal pubblico ministero. Questa è la... Grazie. Sì, ce l'abbiamo qui. Allora, il Tribunale, su accordo delle parti, acquisisce la relazione (8 giugno sembrerebbe, ma non si legge benissimo la data), 8 giugno del 2010, No, 18 credo. 18 giugno 2010 può essere, non si legge molto 18 bene la giugno data, viene riferimento ricordato. interno 1076/2010. Ecco, questo è... Ci ho premesso, io per ricordo alla Teste,
Leggo 2 righe del suo sommario informazioni testimoniali, perché Prima bisognerebbe fare la domanda, avvocato, Sì. per mettere il tribunale in condizioni di comprendere. facciamo la domanda. Quale di affermazioni aveva fatto la minore prima del 18 giugno 2010 che al momento non le sembrarono poco credibili? Non ho capito. E neanche io, però devo fare la domanda così. Quale? In questo momento, Quale? guardi, deve specificarla, Certo, perché non no, capisce ma è neanche il così. tribunale. Ma certamente, signor Presidente, ma siccome non posso fare la contestazione giustamente senza aver fatto prima la domanda è esattamente questa. Quante numerose affermazioni aveva fatto prima di questo colloquio che è stato riferito del 18 giugno 2010? È stato fatto il colloquio l'8 giugno 2010. Sì, riferito il 18 giugno, in relazione al 18 giugno 2010. Non ho capito. La domanda Non l'ha è- capito. Dottoressa, Allora io le contesto. ci col suo permettiamo consenso, di, Presidente. se abbiamo compreso bene la domanda, ci dica se il tribunale sbaglia, avvocato, ma abbiamo compreso nel momento in cui lei scrive la relazione, la invia il 18 giugno Sì. del 2010, Sì. fino a quel momento è in grado di dirci quante volte aveva avuto occasione di parlare con la minore? Avevo avuto 2 occasioni per parlare con la minore. Può specificare quali? Allora, il primo colloquio è quando si è presentata spontaneamente al pronto intervento alle ore 12:45 circa, quando l'avevano buttata fuori dalla comunità, dalla prima comunità. Non è stato, io ho visto, la seconda volta non è stato un colloquio, è stato, lei si è presentata e abbiamo parlato, lei ha chiesto, cioè che ha rimandato che c'erano delle persone adulte che si potevano occupare di lei, ed è stata in quella circostanza che le ho dato l'appuntamento per il 16. Le contesto che ha fatto riferimento a un solo colloquio, dottoressa, nelle sue Ma non è un colloquio. Quello quando lei è arrivata non è un colloquio. Bene. Non c'era un setting. Quindi ha riferito soltanto il colloquio con la relazione datata 18/6/2010. Sì. In quella relazione lei ha riferito tutto quello che aveva saputo dalla signorina El Marug, dal suo colloquio, anche dal suo contatto precedente? Non ho capito, scusi. Vado avanti. Con il consenso anche del pubblico ministero e del Presidente. Nelle sue sommarie informazioni si legge: è preciso che tale relazione fu piuttosto sintetica, Sì. ma in realtà la minore aveva già fatto numerose affermazioni che al momento ci sembrarono poco credibili, e quindi fa riferimento a qualche cosa di precedente. Era da approfondire, in un colloquio non si possono approfondire tutte le cose, però sicuramente ha dato degli elementi che io sto riportando qua. Ma allora quando lei scrive qui nel verbale che forse è sintetico, aveva già fatto numerose affermazioni, sono quelle del colloquio. Allora, mi scusi. No, però scusi Presidente, Voglio io mi interrompe- oppongo a questo modo di procedere che confonde il test. Ma no, non mi confonde. Beh, non mi allora, se confonde. lei non si confonde, però mi confondo io. Allora, Allora. confonde il PM, mi scusi, io non ho ancora capito che vale Non anche mi questo. confondo. Qual è la domanda rispetto alla contestazione? Forse la dottoressa L'ho capito Giallongo è io molto già. più intelligente di me. L'ho capita io la domanda che deve fare l'avvocato. Io Il no. tribunale non Cioè- l'ha compresa, avvocato Longo, qual è il suo cruccio? Faccia direttamente No, la nessun- domanda, guardi, perché io non non- abbiamo compreso, guardi, io non non ho rileviamo nessun- neanche non ho nessun contraddizione cruccio. dalla lettura del verbale che ci ha dato adesso. Non ho nessun cruccio. È molto chiaro il verbale. Preciso che tale relazione fu piuttosto sintetica, Esatto. ma in realtà la minore aveva già fatto Sì. numerose affermazioni che al momento ci sembrarono poco credibili. Al momento poco credibile. vado a Aspetti un momento la domanda, Ecco, sia allora, gentile, perché quali adesso erano sta le leggendo affermazioni- quello che aveva Quali scritto. erano le affermazioni poco credibili che aveva fatto la minore e che non sono state ritenute credibili e che non erano contenute evidentemente nella relazione che è stata depositata? Mi consenta
Le posso soltanto dire questo, che noi non abbiamo un'utenza che ci viene a fare il nome di Silvio Berlusconi, per cui vogliamo approfondire. In un colloquio riportato che abbiamo scritto, abbiamo detto sommariamente quello che abbiamo rilevato. Non potevamo fare altri nomi perché noi, essendo operatori, possiamo anche essere denunciati. Quindi ci siamo attenuti al primo colloquio e questo, e poi dopo avremmo approfondito. Ok? Nella sommaria informazione Ma con pacatezza, Sì, no, perché no, non è il no, caso. No, perché deve capire anche il ruolo del servizio sociale. Noi non siamo né investigatori né niente. Non c'è problema, guardi dottoressa, no? Conosciamo i ruoli. Ci parlò in particolare delle sue frequentazioni a Villa San Martino di Arcore, della conoscenza con Lele Mora ed Emilio Fede, dei suoi lavori come danzatrice del Vento e dei suoi contatti con Mediaset. Qui non c'è nulla dei regali, delle cifre di denaro, Ripeto, era il primo, noi abbiamo fatto la relazione sulla base del primo colloquio che era da approfondire, non potevamo scrivere alcuni fatti che dovevano essere approfonditi. L'ha detto, e lo ripeto, le sto dicendo, non l'abbiamo scritto, abbiamo scritto in maniera molto generale la cosa. A buon intenditore poche parole, l'autorità giudiziaria capisce con il linguaggio tecnico, la nostra autorità giudiziaria, nel senso la procura minori sa interpretare. Ma veda, la domanda è che faccio a lei è questa. Lei non è che confonde le cose che ha sentito quando è stata la Marughi interrogata dal dottor Forno e sulle quali non può riferire, come l'ha ricordato il pubblico ministero, Assolutamente no. con le cose che ha detto prima? Assolutamente no. C'è anche un'altra teste che non è stata chiamata, che è la dottoressa Senta, Torelli. allora la domanda è questa: perché quando parlava con l'autorità polizia comunque delegata non ha fatto riferimento a nient'altro? No, scusi, Perché lei può sta- fare la domanda specifica? Sì. A nient'altro? La domanda è in che questa: perché non l'ha senso? riferito A quale polizia giudiziaria e quando? alla sezione di polizia giudiziaria, polizia di Stato, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla dottoressa Giallongo l'anno 27 del mese di novembre alle ore 15:45 in Milano, via Dogana 2, uffici del servizio pronto intervento minori del Comune di Milano, alla presenza anche, lei confermerà, del dottor Turetti, che ha assistito a questo suo che era presente quando veniva interrogata. La domanda è precisa. Siccome stava parlando con i delegati della Procura della Repubblica, che erano il vicequestore aggiunto dottor Giorgio Bertoli e l'assistente capo della Polizia di Stato Pier Francesco Pavone, perché in quella sede, tutelate in qualche maniera dai vostri problemi, non avete riferito quanto sapevate. C'è la domanda specifica, però mi rivolgo al Tribunale naturalmente. Certo, c'è scritto Sponte, domanda chi e perché aveva compilato il foglietto graffettato, risposta, e poi c'è scritto Sponte. Allora, quando c'è scritto Sponte significa che l'interlocutore lo fa parlare e consente che parla spontaneamente. Allora perché, facciamo la domanda in maniera diversa, perché spontaneamente non ha riferito in quella sede quello che oggi ci ha detto Avvocato Longo, di ricordare. il Tribunale non ha a disposizione ovviamente quel verbale, per cui il tema della sua domanda è oscuro a questo Tribunale. Cioè, cos'è che non ha riferito, a quale proposito, qual è il tema, quale circostanza e quando? Che le domande devono essere specifiche. Lei sa però che il signor Procuratore della Repubblica ha detto alla testa, giustamente, correttissimamente, non confonda le cose che ha sentito durante l'interrogatorio reso avanti all'autorità giudiziaria con quello che ha sentito lei a suo tempo autonomamente. Questa era stata una precisazione giustamente fatta dal Procuratore della Repubblica. E su questo la testimone ha già risposto. Noi abbiamo fatto la contestazione per ricordarle che in quella sede, dove non parlava però in una relazione a cui si è riferita dicendo nelle relazioni siamo cauti perché possiamo anche essere denunciati, stava
era interrogata dalla Su che cosa? polizia. Ah, bene. La signora Gionga sul deroga del PM come persona informata sui fatti in merito al procedimento penale 55781/10 RGNR, Avvocato, può leggere la domanda? Procura della Repubblica Io era interrogata su questo processo. Chiedo che venga o prodotto il verbale col consenso delle parti o quantomeno avvocato esibito, perché altrimenti il Tribunale non è in grado di comprendere La esattamente. domanda che è stata posta alla testimone esibiamo in il quella verbale. sede, qual è? La Che domanda- vuole avere chiarimenti. Domanda, glielo faccio vedere, perché no, giustamente il procuratore della Repubblica dice come fa a capire il Tribunale. Glielo faccio vedere. Sponte, c'è scritto Sponte. Io non so se dovrebbe sentire i verbalizzanti, che li sentiremo probabilmente. Sponte. Mi risulta e comincia a parlare. E comincia a narrare, narrando Sponte, e quando narra di quanto gli ha riferito la Marug, parla di queste vicende che io adesso ho riassuntato. Non c'è altra strada. Vuole esibire il verbale, avvocato? Voglio esibire il verbale nella pagina 040-217, nella parte che abbiamo contestato ovviamente per il Tribunale. Allora, il tema, leggiamo a pagina che ci ha indicato il difensore, è: si dato che l'ufficio rammostra la testa e la scheda richiesta di pronto intervento in originale, compilata a penna blu con graffettato un foglio più piccolo con scritto in matita. Tale documento è stato estratto dal fascicolo della minore in precedenza acquisito dall'ufficio. Si dà atto che la testa riconosce la scheda come quella compilata dalla Torelli, mentre non riconosce il foglietto allegato. Domanda: chi e perché può aver compilato il foglietto graffettato? Risposta: ritengo che il foglietto sul quale leggo tra gli altri il nome di Nicole Minetti e di Michelle Oliveira sia stato redatto successivamente alla scheda, forse il giorno dopo, dalla collega Torelli. Credo infatti che Suor Caterina chiamò il giorno 8 giugno la medesima collega Torelli e che questa annotò i nomi a lei riferiti dalla suora stessa al telefono. Di fronte a questo tema, spontaneamente c'è scritto: mi risulta che nel corso della mattina del giorno 8 giugno, quando io ero ad un corso, la collega Torelli fissò un appuntamento per il pomeriggio, eccetera, eccetera. La domanda qual è? Prego. Dia lettura a lei, avvocato, però, nella parte che le interessa. Di tale colloquio riferì in relazione datata 18/6/2010 e problema superato perché abbiamo, con il consenso del pubblico ministero, prodotto. Preciso che tale relazione fu sintetica, ma in realtà la minore aveva già fatto numerose affermazioni che al momento ci sembravano poco credibili e che furono verbalizzate successivamente al dottor Forno. La domanda è questa: non confonde le cose che ha detto la Maruga, dottor Forno, visto anche il modello espressivo adoperato, con quelle che avrebbe saputo precedentemente e che comunque non riferisce all'autorità di polizia giudiziaria? Ha già risposto, ma risponda nuovamente. Rispondo? Sì. Che io ho scisso i due contesti assolutamente, non ho detto e non ripeto quello che ho sentito durante le convocazioni col dottor Forno. E quindi spontaneamente ritenne anche davanti alla polizia giudiziaria di non dire più di tanto. Ha già risposto, ha già risposto. Ok. Va bene, me l'ero dimenticato, non ne faccio una grande colpa. Grazie, io avrei terminato. Prego, avvocato Ghidini. Sono le 2:30, ma ovviamente andiamo avanti.
Allora, buongiorno dottoressa, mi scusi, poche cose ancora. Lei ha una domanda del signor procuratore, ha detto che Lele Mora le disse che la ragazza aveva dichiarato alla sua agenzia di avere 21 anni. Sì. Le disse qualche cosa di più rispetto a questa dichiarazione? Le diede qualche indicazione su come aveva prospettato questa sua età? No. Ecco, guardi, per il suo ricordo, Mora precisò, siamo per il signor procuratore nella penultima pagina a metà, Mora precisò che era arrabbiato con la minore poiché la stessa avrebbe compilato tempo prima una scheda per la sua agenzia nella quale avrebbe dichiarato di avere 21 anni. Questo. E Dica questo. bene al microfono. Sì, sì. Conferma? Sì, Quindi confermo. ricorda che ci sarebbe Confermo. stata... Sì, Perfetto, confermo. la ringrazio molto. Senta, poi, se non ho mal compreso, lei ci ha detto che la ragazza sarebbe stata una volta accompagnata da Diana Mora e un'altra volta dall'avvocato Giuliante. No. No, ecco, se può spiegarci. Altre volte sono venuti in ufficio la Mora e anche l'avvocato Giuliante. Sì. Non solo l'avvocato Giuliante con la ragazza. Sono venuti sempre insieme? Con non ricordo esattamente, però c'era sempre la Diana Mora. C'era sempre la Diana Mora. Ecco, la Diana Mora insisteva con la ragazza perché accettasse l'affido? No. La Diana Mora si rendeva disponibile all'affido ampiamente, ecco, Sì. per aiutare questa ragazza. Sì, ma cercò anche di convincere la ragazza nel frattempo ad andare in comunità? Sì. Sì. La medesima indicazione vi fu anche da parte dell'avvocato Giuliante? Non ricordo esattamente, però l'avvocato Giuliante l'ha riportata in comunità quando era scappata. Quindi. Ho capito. Scusi che sto semplicemente riguardando. Ecco, il primo contatto che lei ebbe telefonico con con Karima El Mahroug fu un contatto di che tipo, ovvero la ragazza che toni utilizzò con lei? Molto spiccioli, una ragazza proprio, ha detto praticamente trovami un posto, dando del tu senza nessuna difficoltà, trovami un posto a Milano perché sennò io scappo, perché tanto sono abituata a scappare dalle comunità. Quindi non si dimostrò collaborativa con lei, le disse che voleva comunque una comunità milanese? Sì, è stata chiara. Il mandato è stato chiaro. Chiaro. Ma si mostrò collaborativa, la domanda era Allora, duplice. collaborativa mi sembra che lo sia stato, l'importante è che noi trovavamo una soluzione a Milano. Successivamente, anche durante il colloquio dell'8, è sembrata collaborativa. Collaborativa, certo. Mentre nel primo contatto... Telefonico lei è stata molto schietta, ha utilizzato un linguaggio schietto, voglio questo e quindi voi dovete accontentarmi, se no scappo. No, sa perché? Perché poi probabilmente le verbalizzazioni, lei qui disse la ragazza con toni molto accesi ed arroganti, chiese di essere collocata a Milano, ecco, no, era per comprendere se non era stata solo schietta, ma era stata anche un po' arrogante, ovviamente. Arrogante, qualcosa di più di schietta. Rispetto diciamo. all'autorità, un po' arrogante. Benissimo, la ringrazio. Senta, quando lei si recò poi in data 2 luglio a quel colloquio a cui partecipò anche il dottor Forno. 2 luglio non è stato che io mi sono recata, è stato fatto qua a Milano. È stato fatto qui a Milano. Sì, no, ma si è recata al colloquio, cioè nel senso Sì, che lei si è recata recata da qualche parte. Gli altri due sono stati fatti a Genova. No, dottoressa, non intendevo che si fosse recata a Genova. Lei era stata avvisata di questo colloquio dalla Karima che le aveva chiesto di presenziare? Sì, ha chiesto lei che io presenziassi. Quindi c'è stata proprio la richiesta di Karima che lei fosse presente. Sì.
E glielo chiese a lei direttamente o lo fece tramite l'autorità giudiziaria? L'autorità Sorry, no, giudiziaria ha chiesto a Karima se io potevo rimanere e lei ha detto sì. Ecco, ma quindi fu l'autorità giudiziaria ad avvisarla dell'incombente, non fu Karima? L'autorità giudiziaria, essendo minorenne, deve informare l'ente affidatario. In quel momento noi eravamo l'ente affidatario, per cui io sarei andata lì quale ente affidatario, quale assistente sociale che segue il caso dell'ente affidatario. Se poi la ragazza avesse detto io non la voglio, io non sarei entrata. Nel momento in cui ha chiesto la mia partecipazione, io l'ho fatto. Ma lei ha fatto benissimo, non era, io le stavo semplicemente domandando vi spiego l'iter. io chiaramente come sono Sì, la fatta. ringrazio La testa molto, ha ringrazio risposto. molto. Sì, ma era questo che volevamo sapere. Scusi, lei ha parlato anche di quel tassista, poi la ragazza che lei sappia in quell'occasione lo pagò il tassista? Non lo so. Non lo sa. Non lo so. Cioè perché questo si lamentava di non essere stato Non pagato? lo so. Sì, di non essere pagato e poi quando ha chiamato il signor Mora al pronto intervento gli abbiamo detto telefonicamente che c'era questo problema, che quindi l'avremmo mandato da lui a chiedere i soldi, perché il tassista voleva essere ripagato Sì, da lui. noi. Ho capito. Ringrazio, dottoressa, non ho nessun'altra domanda. Io ho solo Prego, permesso avrei PM. una precisazione. Dottoressa Giallongo, solo una precisazione veloce. Parli bene al microfono. Sì, Presidente, solo una precisazione veloce. In riferimento ai contatti con Diana Mora, la figlia di Lele, che cosa esattamente le disse Diana Mora sui rapporti tra Ruby e le comunità? Quale posizione prese la Mora su questo aspetto? Praticamente si mostrava collaborante e cercava di convincente nei confronti della ragazza che doveva seguire le indicazioni del servizio. Doveva seguire le indicazioni del servizio. La ringrazio, non ho altre domande. Domande ai difensori? Nessuna? Prego, può andare. Grazie.